voglio sentire il vostro annuncio davvero, ma da lacrime che sta dietro gli occhi per... Dove aiuta a proteggere, rafforzare? Invece che dovrebbero aprire... E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire, e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me. Tra 200 metri prendere l'uscita Roma Est. Ma alla tua sinistra non c'è l'area di servizio di Opea Est? Io non la vedo. E allora chiedi a qualcuno. Ma che navigatore sono di regalo stesso? Non sono della zona. Suggerirei buttano tu. Scusa, quanto prendi? 1080 euro al mese senza gli straordinari. Adesso lei mi spiega perché al momento del fermo non teneva ambedue le mani sul volante. Non me ne so accorto. Lo scusi, agente, stava telefonando con il cellulare mentre guidava. Ah, guida con il cellulare, eh? E mi spieghi perché i fari non sono accesi? Ma sempre, anche a quest'ora. Anche a quest'ora è mezzanotte? Vede, agente, quando fuma non distingue la differenza tra giorno e la notte. Ah! Sostanza stupefacente! Suggerirei una bella perquisa. Bene! Scenda dal mezzo! Oh. Scenda dal mezzo! Oh. Segua il labiale! Scenda dal mezzo! Va bene, anche da davanti. Ma scenda da dove vuoi, basta che scenda! Bene, adesso faremo un bel controllino. Sa, i vecchi sistemi non si utilizzano più, non registravano i bassi regimi di sostanze stupefacenti. Oggi abbiamo dei metodi molto più appropriati. Le spiego come funziona. Lei si spoglia, si mette a 90 gradi, io spruzzo la sostanza nel punto e se diventa gialla vuol dire che lei ha fatto uso di sostanze. Ha capito? Un attimo che mi chiamano alla radio. Stia fermo lì, non si muova. C'è un'emergenza, devo correre in stazione. Lei prenda questo, si fa il test, si controlla nello specchietto retrovisore, se è positivo va in centrale e si costituisce. Ha capito? Ok, a dopo. Tutto è bene, quel che finisce bene. A me va tutto bene. Gira.